Ciao, lo scorso ottobre sono stato a Roccafiorita, uno dei borghi più piccoli della Sicilia, un paesino tranquillo di circa 150 abitanti immerso nei monti della Valle d'Agro. Sopra il borgo svetta il Monte Calfa e proprio in cima si trova il santuario della Madonna dell'Aiuto, un luogo molto sentito qui, meta di pellegrinaggi e perfetto se amate passeggiate panoramiche e viste mozzafiato. Io però quel giorno ero qui soprattutto per la sagra d'autunno. Il paese profumava di pane caldo, castagne e carne alla brace. E infatti il fumo che avete visto ci indicava la via. Prima però ci siamo spostati un attimo fuori dal centro, dove c'è la grande panchina, posto perfetto per due foto simpatiche, anche se ammetto che seduto lì mi sono sentito ancora più basso. Sulla panca c'era incisa una poesia in siciliano. La lascio nel primo commento di questo video o la traduzione in italiano, così potrete leggerla anche voi. E poi via di nuovo verso la sagra. Tra le bancarelle ho trovato miele, vino, formaggi e un sacco di cose buonissime. Pane con la salsiccia, porchetta, pasta casereccia alla norma, la cuzzola, una festa per il palato, insomma. Il tutto accompagnato da un gruppo folcloristico siciliano, con vestiti tradizionali, allegro e coinvolgente, che ha reso l'atmosfera ancora più bella e autentica. E dopo aver assaggiato un po' di tutto, abbiamo mangiato anche un po' di dolcetti tipici siciliani del periodo, come le rame di Napoli e le ossa dei morti. Ovviamente non parlo di ossa vere, eh. Poi siamo entrati nella chiesa del borgo, dedicata a Santa Maria Immacolata. Qui è molto venerato anche San Filippo da Gira, chiamato anche il Santo Nero. E tu ci andresti? Sì o no?